Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale e c'è l'errore di Antonio Boccino. Numero 1 Abramo Petral squalificato. Numero 4 Antonio Boccino squalificato. Sbagliato anche numero 6 Chapeautry squalificato. Quindi guida sul finire della piegata nei confronti di Tommy. La terza posizione dovrebbe essere per il numero 8 Ciliberti, che precede Big Ben dei Greppi, poi il numero 11 Caroline Francis e via via tutti gli altri. Quindi Balboa Lux in vantaggio con ottima partenza dall'esterno del primo nastro. In seconda posizione Tommy, che precede Ciliberti. Non cambia nulla tatticamente, i cavalli penalizzati devono ancora farsi sotto. Caroline Francis è stata quella che ha girato meglio. Ma vediamo ora la progressione di Cabas, che dalle retrovie con un gran volo si porta sui primi. Cabas progredisce con decisione, seguito da Caroline Francis dopo 1 chilometro in 1:19,2. L'estremo penalizzato avanza in progressione, si trascina Caroline Francis e Capitan De Gleris, vale a dire i due che erano a meno 20 insieme a Zero Gravity, che segue in terza pariglia. Intanto però è sempre Balboa Lux che fa l'andatura, ora ha sparato un 15,1 e arriva a 600 dalla conclusione con un parziale in 14,4. Cabas però insiste nella sua azione, raggiunge il sediolo di Balboa Lux. La sua azione è seguita anche da Caroline Francis, 400 alla conclusione. Cabas va su Balboa Lux, in grado di passare Cabas a metà della curva finale, è tallonato però da Caroline Francis, che sposta il suo esterno. Cabas in vantaggio all'ingresso, addirittura d'arrivo su Balboa, a centropista lo scatto di Caroline Francis. Cabas prova a ripartire, Caroline Francis al suo esterno attacca, Caroline Francis nel finale guadagna terreno ma finisce con lo sbagliare e vince così Cabas nei confronti di Balboa Lux. Al terzo dovrebbe essere il numero 10 Capitan De Gleris, 1:16,1. Il ragguaglio conclusivo 28,1 di là, 29,2 a chiudere. Sembrava ormai passato a Caroline Francis, ma vedete confonde l'andatura agli 80 finali e così il numero 12 Cabas e Gennaro Amitrano che vincono, e per entrambi il raddoppio, per Cabas il raddoppio del successo dell'ultima uscita, per Gennaro Amitrano il raddoppio dopo il successo con Degas del Ronco. Assegno dunque Cabas, Gennaro Amitrano, Mattia Orlando per conto della scuderia Santese. Rivediamo ancora una volta le ultime battute. Caroline Francis va decisa all'attacco, ma quando sembra in grado di poter passare, sbotta di galoppo. E così la vittoria all'estremo penalizzato Cabas.